io ho sempre inteso dire sono democristiano e sono comunista, e credo che non sia un'ambizione che dobbiamo dismettere, quella di pensare di coniugare e di ritornare a far coniugare il rapporto tra il cittadino e la politica con lo strumento partito, con il verbo essere, perché in quel verbo essere c'era la consapevolezza che la politica era qualcosa di estremamente importante, e nella condivisione, in quell'appartenenza, in quella identità condivisa si condividevano anche progetti, orizzonti, prospettive che ci facevano rinunciare a un po' dei nostri opportunismi per investire in un noi che ci riguardava tutti. E credo che lo sforzo del Partito Democratico in questo caos della politica nel nostro paese significa anche saper ritornare a ricostruire un senso di comune sentire e una bussola dei valori che ci dia l'orgoglio di militare in un grande partito popolare che unisce insieme radici dell'esperienza e innovazione e cambiamento, ma che c'è anche la speranza di non risolvere un singolo problema, una singola aspettativa e non farsi strumento di un opportunismo, ma farsi insieme da riformatori, costruttori di una capacità di costruire un bene che riguarda l'intero Paese. Quindi aprire un nuovo ciclo significa mettere un seme che questa speranza si realizzi. Grazie. Possiamo bere un bicchiere tutti insieme e poi fare di nuovo il dibattito sulla